Con l'aggiornamento 2016.5 è stata corretta un'anomalia nella contabilizzazione della distinta incassi. In presenza di ditta professionista che abbia effettuato il cambio piano dei conti, la contabilizzazione dell'incasso di un documento emesso in un esercizio precedente riportava nel movimento professionista, cioè quello per cassa, in corrispondenza della ritenuta subita, il conto del piano dei conti utilizzato nell'esercizio di emissione, solitamente piano dei conti prof, anziché quello utilizzato nell'esercizio di contabilizzazione della distinta, cioè il piano dei conti SP. Andiamo a vedere come effettuare il controllo della presenza dell'anomalia. Entrando in gestione registrazioni, nelle altre funzioni, troverete la scheda contabile per competenza, quindi visualizzare la scheda della ritenuta subita 350505 e verificarne il saldo. A questo punto effettuare il controllo della scheda contabile per cassa 350505 e verificarne quindi il saldo. In questo caso, come vedete, è presente l'anomalia descritta dalla implementazione. Quindi, per correggere eventuali contabilizzazioni errate, è possibile operare in due modi. Uno, dopo aver installato l'aggiornamento 2016.5, si può procedere all'annullamento della contabilizzazione di ogni singola distinta che ha generato l'anomalia. Due, nel caso in cui non si voglia annullare la contabilizzazione della distinta, è possibile effettuare la variazione delle registrazioni in contabilità. Vediamo entrambi i modi. Entriamo nella gestione vendite oppure nella gestione studio SQL o studio S4 nella funzione distinte incassi. Entriamo nella distinta che ha generato l'anomalia. Utilizziamo il tasto F7 annulla contabilizzazione. Confermare. A questo punto sarà sufficiente utilizzare l'F3 contabilizza. Confermare la registrazione, confermare l'avvio in contabilizzazione. A questo punto, come vedete, la contabilizzazione distinta è terminata e troveremo la registrazione della ritenuta subita corretta. In alternativa, sarà possibile entrare dalla gestione registrazioni, in interrogazione variazione della registrazione, confermare il messaggio di alert che avvisa che è stata generata da una gestione vendite piuttosto che gestione studio, entrare nel tastino dettaglio relativo al conto cliente. Se è stato effettuato un incasso totale della partita sarà sufficiente mettere il flag su salda, se invece è stato se invece è stato effettuato un incasso parziale sarà necessario cancellare l'importo netto, spostarsi di campo, ritornare sull'importo dell'incasso netto, confermare con il fine, confermare che le scadenze elaborate sono già incluse in distinta e salvare la registrazione.